E ora ragazzi, ho appena finito. Sarò veloce. Ho appena finito di montare sto video, ho fatto un botto di robe, quindi per favore, se avete tempo, se volete, guardatelo fino alla fine. Vi lascio a Omar. Vai. Kane. Oh. G, you know what I'm saying? Oggi un altro video su Assetto Corsa. Su Tocco abbiamo scelto la GTR Nismo. E niente, facciamo un giro, vediamo come va. Ok, caricato il gioco, ci ha messo un minuto. Setup, marce, a posto, trazione 1, bla bla bla. Colore, a me piace il bianco. Boom. Nissan GT-R Nismo 2014. Fatta bene, dettagli sulle gomme, boom, dettagli sui freni. Tutto molto interessante. Adesso andiamo dentro nella cabina, come ogni auto, come molte auto è fatta bene. Guardate anche qua tutti i dettagli. Io sono un nerd di queste cose, ma e il volante, bla bla bla, eccetera eccetera eccetera. Andiamo a Tatsumi, porchineria, e corriamo. Faccio un altro player. Facciamoli, mi sembra che è nella Skyline GTR R34. Sì. Pum pum pum. Vediamo se accetta la sfida. Niente, allora intanto andiamo, magari poi ci raggiunge. Sì, questa serie, non so se farò una serie, questo insieme di video lo chiamerò Veneto a Tokyo, perché sono Veneto, siamo a Tokyo, e niente, farò così. Intanto sono col controller, fino a quando non prendo la pedaliera, ma vabbè, lo stesso, che si diverte, uguale. In alto a sinistra c'è la mappa grande, in alto a destra la mappa piccola. Io sono quello verde e tutte le frecce rosse sono altri player. Possiamo ammirare il traffico, e c'è anche traffico. Prima che la pedaliera si rompesse, guidavo con la pedaliera, è molto divertente, è tutt'altra cosa. E guidare con volante e pedaliera, il cambio è rilassante, quasi terapeutico. Dopo 10 minuti ti immergi e è come se fossi dentro. È fantastico. Qua siamo, vi porto un po' in giro. Qua siamo al Rainbow Bridge di Tokyo. Si chiama Rainbow Bridge perché è Rainbow arcobaleno. E basta per questo. È un bel ponte. Questa mappa c'ha tanti punti, sottopassi, bla bla bla. È figo comunque. Tunnel. Sono belli i tunnel. Parcheggi, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, adesso vado un po' in prima persona. Ok. Comunque sì, Veneto a Tokyo. You feel me? Oh. Possiamo sorpassare qua? Meglio di no, aspettiamo. Boom, specchietti, c'è nessuno, via. Tamponato. Ok, qua è la parte della mappa che si chiama C1, che è un loop dove si può fare più giri. La C1 è esattamente questa qua. Questa specie di circuito, sezione è la C1. Bella tipo per fare time attack, per fare sfide, eccetera, perché è un loop, quindi puoi farlo quante volte vuoi praticamente. E poi c'è la chat dove puoi fermarti, cambiare colore, vedere gli altri player, i tabelloni, eccetera, eccetera, eccetera. Ops.
Stavo guardando... Vabbè. Appena mai Pit che c'è un po' di gente qua. Sono partiti, sono un po' avanti. Vediamo se li raggiungiamo. Vai via. Sì, dai che li becchiamo. Dai, vecchio. Se non siete veneti, noi diciamo vecchio per dire... È come tipo per i milanesi dire zio. Uè zio. Noi diciamo vecchio. Aia. Vecchio, vecchio. Come dire... bella zio. Diciamo bella vecchio. Bella vecchio. Ecco. Se non siete veneti magari. Aneddoto. Tanto sono avanti loro. Ok, uno è andato a farsi benedire. Vediamo se becchiamo l'altro. Ecco, lo becchiamo. Eccolo qua. Conda. È nella skyline. Skyline GTR e la mia Nissan GTR. Dai. In teoria io ho più cavalli. Dovrei stare un po' attento. Qua c'è la curva a sinistra. Boom. Dovrei raggiungerlo e staccarlo anche. Aspetta che metto... c'è nebbia. Metto le abbaglianti. Lo fatelo nella vita vera. Eccolo. Calma. Ah. Dai che lo raggiungiamo. Dai. Conda, sto arrivando. Ah, lui è andato sull'altra strada. È andato sopra il ponte. Vabbè. Mi stavo andando a 290 quasi. Qua c'è una curva a sinistra. Attento. Salvata. E qua c'è il tunnel, se non sbaglio. Dopo sto tunnel c'è una parte che mi piace molto. È tipo tutta dritta. Sto tunnel è un trip comunque. Questa parte qua dopo il tunnel. Guardo in terza persona, ve la mostro bene. Perché c'ha tante luci. Babbo Natale, i sassi! Al ponte qua, agli alberi. Sì, questa sezione mi piace molto. Sta mappa su Assetto Corsa hanno fatto bene, hanno messo molti dettagli. Ed è gratis, quindi cercate Assetto Corsa su Top o SRP. È pieno di video tutorial, copia e incolla. Ok. Wow. Qua gli altri player, c'è uno che è andato addosso a un palo. Sopra Skyline e Lamborghini Miura. Qua la Lamborghini. Hanno detto nella chat let's go. Forse vogliono fare una cruise insieme, vediamo, aspettiamo. E pronti? Via. Wow. Abbiamo la RX-7. Devo stare attenti a fare i sorpassi qua. Wow. Qua c'è la Supra. Superiamo tra poco. Ha messo le frecce, vuol dire che va qua. Vediamo. Lo seguiamo? Ah sì, dai. Calma. Frena. Vediamo se superiamo qua in curva. Stretto.
un'altra Supra bianca di... Ai, caraglio, no, colpa mia. Mi sono girato. Cavolo. Qua in teoria a sinistra si può andare. Nope. Really, nigga? In teoria quello che volevo fare era tipo andare qua e passare il traffico, solo che sta auto è troppo larga. Tanto sono avanti. Dobbiamo recuperare. Sto guidando col controller e che non è il volante, quindi ho meno controllo. Oh, un'altra GTR. Comunque sì, era un server. Questo era server su Toku. Niente, video tranquillo, sotto corsa, una cruise tranquilla, senza gare eccetera. Se volete vedere le gare, magari sul circuito, fatemi sapere, scrivete, mettete like, dislike, va bene like. E niente, è un video tranquillo, chill. Quindi, ciao.